un altro tipo di sport. Ci sono campi dove ancora il discorso cronometro è un pochettino difficoltoso anche nell'installazione, anche nella visione, eccetera, eccetera, però è una partenza quindi positiva come idea. Ti chiedo adesso, dopo comunque il tuo nuovo approccio, il tuo rientro a livello, diciamo così, di bentornato in un certo senso in C1, adesso ti chiedo un po' che squadra hai trovato. Noi la settimana scorsa con il responsabile del comparto futsal dell'Athletic Club Palermo, Rosario Vadalà, abbiamo parlato di quella che è diciamo il livello, soprattutto anche tra le squadre palermitane, perché ci piace ricordare e rammentare che al comando in questo momento ci sono 4 squadre palermitane. Tra altre cose possiamo dire che abbiamo portato bene all'Athletic, perché dopo l'ospitata di Rosario Vadalà c'è stato il sorpasso ai danni del Palermo Calcio a 5. Al terzo posto c'è il Trem a 7 punti di ritardo, se non sbaglio, adesso la classifica non ce l'ho davanti, di distacco dalla vetta, e poi Sì, c'è sì, siamo a 6 punti dal dal Palermo Palermo. Calcio 5 e a 7 dall'Athletic. E poi al quarto posto c'è il Palermo Futsal. Ecco, ti chiedo, tu hai affrontato nell'ordine l'Athletic, l'Isola, il Sant'Isidoro e per ultimo il Città di Canicatti, quindi una squadra che Sì. lotta per il vertice e 3 squadre che comunque sono invischiate nella cosiddetta bassa classifica. Ti chiedo che livello hai trovato in generale nelle prime 4 partite al Trem. Allora, da quello che ho notato sinceramente a primo impatto che la differenza è tanta di livello tra le prime 4-5 squadre e le altre. A differenza degli altri anni, la C1 sinceramente non è la C1 di una volta, quindi il livello si è abbassato. Però quello che ho notato è che molte squadre puntano sui giovani, che, a differenza di prima che praticamente giocavano soltanto i veterani. E questa è una cosa positiva. Quindi l'idea che ha avuto anche la federazione del fuori quota, diciamo, del ragazzo under, è una situazione che secondo me, a mio parere, funziona. Perché bisogna un pochettino ringiovanire gli organici. Quindi a livello, diciamo, a livello tattico, secondo me abbiamo perso qualcosa. Ho questa sensazione, magari mi sbaglio. Forse scendendo di categoria cambiano le idee. Però tutto sommato l'Atletic è una bellissima squadra, un bellissimo organico. Mister Miosi sta facendo un ottimo lavoro. È tanto che ci prova ed è giusto che faccia bene ed è giusto che abbia anche lui le sue soddisfazioni e se le merita perché è un ottimo mister. Per quanto riguarda le altre squadre, praticamente mi ha sorpreso il Canicattì a trovarsi così in bassa classifica perché ha un paio di giocatori di categoria superiore, quindi sono certo che riusciranno a recuperare qualche punticino e magari ne proveranno a giocarsi i playout più avanti. Dovrai affrontare un'altra squadra cosiddetta pericolante o comunque squadra che lotta per salvarsi, perché sabato, ricordiamo, il Trem Palermo sarà di scena sul campo del Ficarazzi, che è altra squadra neopromossa, così come il Città di Canicattì. Ti chiedo se hai già dato un'occhiata a qualche... un po' iniziato, è vero che è martedì, la settimana è praticamente appena cominciata, ma hai avuto modo di, tra virgolette, studiare gli avversari, tra l'altro reduce anche da un recente cambio in panchina, e che partita ti aspetti, considerando che Figarazzi è un campo particolarmente ostico da andare ad espugnare. Bravissimo, bravissimo. Sì, qualcosina ho visto. Il Figarazzi non è una squadra assolutamente da sottovalutare, soprattutto in casa. In casa hanno il fattore campo che per loro, secondo me, è molto determinante. Poi praticamente ritroverò Scalavino, che ho avuto quest'anno in Serie B all'inizio campionato d'Alcamo, che secondo me è un ottimo elemento. Hanno un gruppo, diciamo che darà filo da torcere sabato, non sarà assolutamente una partita difficile. Infatti,
la stiamo preparando, lavoreremo bene. Infatti stasera abbiamo un po' di parte tattica, diciamo, a tavolino per capire come poter far più male possibile al Fiorenza e portare i 3 punti, perché per noi purtroppo perdendo uno scontro diretto con l'Atletic non possiamo più sbagliare, perché il discorso dei 9 punti, 10 punti per quanto riguarda i playoff è una realtà, purtroppo è una realtà, quindi non dobbiamo perdere assolutamente punti dal secondo posto, quindi proveremo a fare 3 punti a Ficarazzi e poi vediamo, ancora ci sono delle partite, ancora sono in ballo tanti punti, chi lo sa, noi affronteremo tutte le partite come delle finali, quindi io sono un mister che sogna, nel senso che non mi sono mai arreso neanche quando i conti già sono stati fatti. Voglio trasmettere questa mia mentalità anche al 3M, quindi noi affronteremo la partita di sabato per vincere, come affronteremo la partita successiva col Palermo Calcio 5 per vincere, quindi quello che sto cercando adesso di fare, perché in questo poco tempo non posso stravolgere a livello tattico o atletico i giocatori, però quello che sto cercando di puntare è una questione mentale, perché secondo me è il percorso più facile per adesso, quindi stiamo lavorando molto sul discorso mentale. Marzo, come spesso accade, è sinonimo di partite cruciali e lassù ce ne sono in particolare due molto interessanti perché da parte vostra c'è la partita contro il Palermo Calcio a 5, ma prima ci sarà un altrettanto interessante Athletic Club Palermo Calcio a 5. Pensi, considerando che ci sono nel complesso 7 giornate da giocare, pensi che almeno per quanto riguarda la lotta di vertice si giochi tutto lì o comunque tutte e 7 le partite saranno importanti comunque ai fini sia della vittoria del campionato ma anche come dicevi giustamente tu la questione di stacco perché al momento anche la stessa disputa dei playoff è in bilico nel girone. Sì. Allora, logicamente la partita al vertice tra il Palermo Casa 5 e l'Atletica è fondamentale, nel senso, però non è decisiva, perché fino a quando ci sono 3 punti, fino all'ultima giornata può succedere la qualsiasi. A volte squadre che si trovano là sotto, che lottano per la salvezza, parte da dentro qualcosa che possono essere anche difficoltose da affrontare anche per una prima classificata, per una prima in classifica. Quindi non è mai tutto scontato, soprattutto in questo sport non è mai niente scontato. Quindi questo sport è bello per questo, perché fino all'ultima partita, fino all'ultimo secondo, se c'è una possibilità è da giocarla. Quindi sarà importante questa partita al vertice, però se chi vince, chi non vince non sarà determinante totalmente, però influirà anche a livello mentale. Adesso l'Atletica ha fatto un filetto di vittorie che hanno dato morale, quindi è una marcia in più. Noi sappiamo benissimo, una squadra che vince, parte dentro, parte qualcosa che aiuta a vincere. Però il Palermo Calcio 5 è un bellissimo organico, il mister Rizzo sta facendo un ottimo lavoro, sta lavorando tanto con tanti giovani, quindi sarà un bel finale, però noi siamo lì, aspettiamo qualche colpo falso per infilarci e vediamo cosa succede. Eh sì, anche perché comunque poc'anzi io sbagliavo quando ho detto che hai solo vinto, ma del resto è più corretto dire vieni da un filotto di 3 vittorie consecutive, quindi la tua squadra, quella del presidente De Simone, sta un po' rialzando la testa e sta anche facendo capire che i segnali sono buoni. Entro un po', esco un po' dal tema del campionato, ti faccio alcune domande legate alla tua esperienza adesso da capo allenatore. Parto da quella, tu poc'anzi parlavi dei giovani, dell'utilizzo dei giovani, parlavi del fatto che comunque tante squadre adesso, complice anche le imposizioni date dal regolamento, si stanno adeguando all'utilizzo dei giovani. Io invece voglio parlare della sempre più folta presenza di giocatori stranieri. Tu nella tua ultima esperienza in C1 a Carini hai avuto anche dei giocatori stranieri, mi viene in mente il primo Coco Arcibai che poi ha giocato anche l'anno scorso in B a Carini.
tanti ce ne sono, mi vengono in mente Ivaldo Nilmar del 3, scusate, dell'Athletic Club Palermo, ma anche altri in altre squadre del campionato. Ti chiedo se può essere visto come un indicatore del salto di qualità che si sta cercando di fare anche in Serie C1, oppure se può essere visto in maniera molto quasi autarchica un limite per i tanti ragazzi di talento che fanno tutta la trafila per poi cercare di arrivare nelle prime squadre anche in Serie C1, che ricordiamo è la Serie A del calcio, del futsal regionale. Allora, io ti posso dire dalla mia esperienza, a parte il Mistral dove ho allenato poco, però quella stagione col Mistral è durata all'incirca 2 mesi, quindi ti posso dire che la mia esperienza con lo straniero, in particolare a Marsala io avevo 5 stranieri in squadra. Ti posso dire, secondo il mio parere, che è un vantaggio, ma non soltanto per quanto riguarda i risultati. Io ho avuto la possibilità di lavorare con gente come Tendero, come Bardan, come Crespo, sono giocatori di un certo livello, però ti posso dire che l'anno successivo che abbiamo fatto la Serie B e lo straniero era uno solo, in particolare Tendero, io ho notato che praticamente gli stessi italiani giovani praticamente sono cresciuti, perché logicamente un giocatore per crescere deve giocare con gente forte, un giocatore per migliorare deve giocare con gente difficile da marcare, e in particolare negli allenamenti. Quando tu metti un'intensità alta in un allenamento c'è una crescita continua, quindi non ci nascondiamo che non tutti, non sto facendo, alcuni stranieri fanno la differenza, e ti posso dire che fanno la differenza sia in partita che in allenamento, quindi secondo me è un modo per far crescere gli stessi italiani che abbiamo in organico, quindi io ho notato questa cosa, quindi io sono favorevole alla presenza dello straniero per la crescita del giocatore italiano locale, eccetera eccetera. L'altra domanda che ti volevo fare riguarda un po' anche quello che è il tuo percorso, ma applicato anche alle altre squadre che fanno il salto dalla C1 alla B. Tu hai allenato il Marsala che del passaggio dalla C1 alla B ha avuto magari diciamo un'annata di apprendistato, adesso sta volando, ha vinto tutte le partite, è in testa al campionato e tra altre cose è in testa per distacco, nonostante abbia già osservato, ricordo, il turno di riposo nel giro di ritorno, quindi adesso non deve più fermarsi da quella fine della stagione. Tra l'altro Marsala che sarà di scena a Palermo contro il Mistral, l'altra partita, oltre a Ficarazzi Tremme, che trasmetteremo in diretta sul nostro canale YouTube Sporti City TV, quindi ne approfitto anche per fare un po' di accenno a quello che sarà il nostro programma del weekend. Ci sono però altre squadre, mi viene in mente il Cus Palermo, mi viene in mente l'Alcamo, che tu hai avuto tra le mani all'inizio della stagione, che invece fanno fatica, tanta fatica, a effettuare quel salto più dal punto di vista forse mentale, o anche di applicazione a quello che è il salto di categoria. E qui mi riallaccio anche a quello che hai detto tu poco fa, ovvero sia che c'è una bella discrepanza tra la parte alta e la parte bassa della classifica nel girone ADC1, e quindi ti chiedo dove possono risiedere. È vero che ogni realtà fa storia a sé, ma dove possono andare a risiedere le difficoltà che hanno determinate piazze nell'effettuare il salto C1B, o anche mi viene in mente B A2, come è stato per esempio il Città di Palermo l'anno scorso, che è andato in A2 ed è retrocesso subito prima della fusione con Mistral. Allora, secondo me alla base di tutto c'è un'organizzazione, nel senso che molte squadre che lavorano sul settore giovanile hanno la possibilità di crescersi i giocatori. Puntare subito sul giocatore fatto al primo impatto è positiva la cosa, ma poi a lungo andare diventa una cosa negativa. Quello che io ho notato in particolare è una questione di mentalità. Non puoi fare un campionato di C1 oppure un campionato, il passaggio in Serie B, e mantenere la stessa mentalità sia a livello di allenamento, sia a livello di sedute di allenamento, sia a livello di intensità di gioco, sia a livello di tempistiche. Quindi io penso, ormai il calcio 5 è diventato uno sport difficilissimo, quindi
tante società puntano sul calcio a 5, tante, perché è diventato, a mio parere, a Palermo già era seguito, ma adesso secondo me il livello si è alzato, quindi queste differenze si vedono e sono i particolari che fanno le differenze. Quindi ci sono società dove, che non puntano sul settore giovanile, secondo me sono molto, molto indietro. Logicamente, più si alza la categoria, purtroppo non tutti possono giocare in questo sport è difficile, quindi di conseguenza si devono fare più allenamenti, si devono fare più sedute di allenamento, di metodologie diverse, anche per noi mister, un mister che non studia, un mister che non si applica, tra virgolette, oppure cerca le scorciatoie, può far bene, ma dopo un certo livello, secondo me, bisognerebbe un pochettino mettersi su libri, studiare e capire effettivamente quali sono gli handicap dei propri giocatori e delle proprie squadre. Ecco, ti chiedo a tal proposito, visto che tu parlavi della figura del mister che studia, il mister che si deve aggiornare, vediamo anche sempre più giovani, mi viene in mente Gianluca Isgroma, ce ne sono tanti altri ex giocatori che hanno fatto, possiamo dirlo, la storia del futsal regionale, che si stanno lanciando e anche con dei buoni risultati dall'altra parte della staccionata, quindi in panchina. Invece a te ti chiedo dell'importanza dello staff, perché tu hai portato con te Mister De Simone, che praticamente è la tua ombra, ormai possiamo dirlo. Ti ha seguito anche al 3M, hai trovato Mister Marra come allenatore dei portieri, insomma l'importanza di avere uno staff che aiuta non soltanto in partita, ma anche durante la settimana, perché chiaramente i portieri vanno allenati in un certo modo, l'avversario va studiato, adesso si studia l'avversario, adesso si vanno a cercare quanti più video possibili delle partite. Noi ne sappiamo qualcosa, noi di sportivi ne sappiamo qualcosa sia nel calcio che nel futsal. Ti chiedo appunto quanto diventa importante proprio poter contare su una squadra, perché ormai non è più soltanto la figura dell'allenatore, ma c'è proprio tutta una squadra dietro che fa ormai da tramite dalla scrivania del presidente al parquet o al campo in sintetico dove si gioca il sabato. Allora, stai sfondando la porta, diciamo, aperta, perché io sono, chi mi conosce, chi ha avuto, tra virgolette, o il piacere o il dispiacere di lavorare con me, sa benissimo che io punto tantissimo sullo staff. Per me, avere uno staff completo, uno staff competente, uno staff dove ognuno ricopre il suo ruolo e, diciamo, fa solo quello, è fondamentale. È fondamentale perché sti ragazzi hanno tanto bisogno di aiuto, sia a livello tattico, sia a livello atletico, sia a livello mentale, sia a livello psicologico. Quindi se un atleta riesce a avere tutte le figure diciamo a disposizione, il salto di qualità a livello di giocatore esiste, è reale. Io ne ho avuto l'esperienza, ti ripeto, io ho sempre lavorato con lo staff, io credo molto, io per esempio avendo il preparatore dei portieri non decido io chi para, loro lo sanno, io c'è il preparatore dei portieri, decide lui chi deve parare, io chiedo a lui, dice, oggi chi para, mi dice Tizio e para Tizio. A livello atletico io ho sempre lavorato con Giovanni sono 5 anni che stiamo assieme, abbiamo fatto 2 anni la C1, abbiamo fatto una Serie A femminile, abbiamo fatto una Serie B, ci siamo giocati dei playoff. Io praticamente a Giovanni chiedo, Giovanni, ti dico il mio esempio, secondo me dobbiamo correre di più, dobbiamo lavorare un po' più sulla forza. Cioè, lui, in base alle mie richieste, Giovanni organizza diciamo, l'allenamento. Eh, come ribadisco, lo staff è alla base ed è fondamentale. Addirittura a Marsala ho avuto il privilegio, perché non è per tutti, di avere pure psicologo che si occupava dei giocatori. Era la prima volta che ho avuto questa possibilità, ho chiesto alla società se c'era la possibilità, la società mi ha dato disponibilità e ti posso dire che c'è differenza. C'è differenza e i ragazzi mentalmente, perché sappiamo benissimo che il rapporto allenatore-giocatore non è mai diciamo, facile. Diciamo, quindi a volte una figura estranea, esterna, che possa aiutare sia il giocatore che il mister, perché io pure parlavo col psicologo, quindi è una cosa importante, scusate.
Quindi ritengo che come una squadra è forte una squadra che fa gruppo, secondo me è forte uno staff che fa gruppo, quindi io credo molto nello staff. Si vuole sentire rivolgere. Mancano 7 giornate alla fine della regular season, tu sei subentrato da 4 e allora ti chiedo quali possono essere le ambizioni del 3M Palermo in vista di questo finale di stagione e se toccando con mano staff societario, presidente e anche quelle che sono le intenzioni della nuova società, della rinnovata società del 3M, se a questo punto l'obiettivo diventa, naturalmente speriamo di riuscirci quest'anno, se non ci riusciamo quest'anno ci riproviamo l'anno prossimo partendo magari da zero con allenamenti e tutto il resto. Allora, io sinceramente quando mi ha chiamato Angelo, il presidente, io la prima domanda che gli ho fatto era il motivo per cui mi avesse chiamato. Io accettavo solo una risposta. Lui mi ha detto io voglio vincere. E io ho accettato subito, nel senso che io parto dall'idea che a me piace vincere, come tutti, però se già il numero uno, che sarebbe il presidente Angelo, ha questa mentalità, a me già è una cosa che mi stimola. Non dimentichiamo che il 3M è una società giovane, non è una società che ha tanti anni di esperienza, quindi già sta facendo tanto. Io sinceramente ci credo, sono venuto qua per vincere, adesso io non ho abbandonato il discorso vincere il campionato, quindi io ancora non l'ho abbandonato, fino a quando la matematica non ci dice che non lo possiamo più vincere, io proverò a vincere il campionato, io come società, come squadra. Se non succede questo, proveremo a vincere i playoff, perché noi siamo qui per vincere. Se non va bene, pazienza, il prossimo anno, se avrò di nuovo la fiducia del presidente, partiremo in una programmazione, diciamo, per la vincita del campionato e vedremo se c'è la possibilità. Io sinceramente credo molto in questa società. Mi sono trovato da subito benissimo. In realtà sono 8 anni che alleno, ma è la prima volta che alleno una prima squadra palermitana, proprio palermitana, perché la mia unica esperienza a Palermo città è stata qualche anno fa con la Mabonat, quando facevamo il campionato under 19 nazionale. Quindi è il primo anno che. Però ti posso dire che mi sto trovando bene, il gruppo è buono, il presidente è ambizioso, questo è fondamentale. Quindi io darò di tutto, darò tutto, quindi sinceramente oggi ne parlavo col presidente, mi ha fatto rivenire la voglia di lottare, perché logicamente quando finisce un amore, come Alcamo, su cui credevo tantissimo, un allenatore, diciamo non la prende bene, quindi, però ti posso dire che mi ha dato di nuovo la voglia e diciamo, l'entusiasmo e la mentalità di poter dare quello che mi sento di dare. Quindi il mio obiettivo è vincere col 3M, fino a quando avrò la possibilità cercherò di fare il massimo per questa società. E noi naturalmente auguriamo il meglio al 3M Palermo e a mister Vincenzo Giacalone che ringrazio per essere stato con noi, ma di nuovo in bocca al lupo per il finale di stagione. Ringrazio tutti e viva il lupo. Alla prossima. E allora noi andiamo in conclusione di questo appuntamento targato Futsal Zone, sono le 18 in punto, quindi mezz'ora spaccata. Come sempre vi ricordo l'appuntamento dalle 17:30 del martedì con il quarto appuntamento della stagione. Non vi preannuncio il nome dell'ospite, lo scoprirete la prossima settimana, ma si tratta veramente di un ospite top top top, posto che chi è stato già con noi come coach Giacalone, come il direttore Vadalà lo sono a mio parere altrettanto, perché tutti sono importantissimi per quello che è lo sviluppo di questo sport. Allora non mi resta che augurarvi intanto un buon proseguimento di serata, di tornare a seguirci qui su Futsal Zone, ma anche su tutti i nostri profili, sul canale YouTube, sui profili Facebook, Instagram, Mix, TikTok
e sul sito www.sportisili.it. Nel ringraziare chi ci ha seguito in questo appuntamento di Futsal Zone, vi auguro un buon proseguimento e come sempre alla prossima!